Siamo qui a Scaletta con Franz Riccobono che ci farà da guida in questo rinnovato castello di Scaletta. Il castello di Scaletta è uno dei più cospicui della Sicilia, fortunatamente ancora conserva le coperture e all'interno ospita un piccolo museo. Ci troviamo nella sala dedicata alle decorazioni e alle medaglie sia religiose come queste che sono medaglie ombelicali tipicamente messinesi che venivano apposte sull'ombelico del neonato, o medaglie da rosario sia in argento che in bronzo e anche in piombo. Alle pareti decorazioni degli ordini cavallereschi di ogni parte d'Europa. In questa in particolare vale la pena sottolineare la presenza della bandiera della marineria messinese, poco conosciuta, ahimè, come tante cose nella nostra città, che rientra nell'ambito degli emblemi, degli stemmi araldici del periodo borbonico. Queste sono delle placche da confraternita che venivano portate al petto, come del resto ancora oggi avviene, da confraternite siciliane. Questa invece è una bacheca dedicata alle medaglie, decorazioni e onorificenze che partono dalla campagna di Sicilia del 1860 garibaldina, la prima guerra d'indipendenza e successivamente le varie fasi, la prima guerra d'Africa, la guerra italo-turca, la guerra di Libia, la guerra 15-18, la marcia su Roma, la prima guerra d'Africa, la guerra di Spagna, decorazioni conferite anche da nazioni straniere come la Germania, la Croce di Ferro che veniva conferita a militari, medaglie al valor militari, d'oro, d'argento, di rame, croci al merito di guerra, la croce del CISIR, fino a raggiungere l'ultima decorazione, che è la medaglia della Repubblica Italiana, la croce della Repubblica Italiana, che sostituisce la croce del Cavaliere della Corona d'Italia, o anche, questa ancora si conserva, che è l'Ordine di San Maurizio e Lazzaro. Quindi una campionatura abbastanza completa di quella che è stata la produzione di decorazioni nella nostra... Il castello risale a quando? Il castello è sostanzialmente un dongione, cioè un palazzo fortificato che si sviluppa sull'apice della collina calcarea che domina il borgo medievale e che presenta questi ambienti archivoltati di grande interesse che potrebbero essere riferiti addirittura a una preesistenza di età romana più antica. In questa sala vediamo tutta una serie di stemmi che si riferiscono alle famiglie che ebbero fondato il castello di Scaletta a partire dalle origini del 1200 con il primo, l'ordine parte da là, l'ordine cronologico, e quindi dopo Matteo Selvaggio, fratello di Macallo da Scaletta, abbiamo la famiglia Pellegrino e tutta una serie di altre famiglie, quello il leone nero in campo bianco e il capostipite. Poi la successione progressiva di queste famiglie comprende la famiglia Marchese con la stella a 8 punte in campo azzurro, e poi con gli imparentamenti fino a giungere all'ultima famiglia, la famiglia Ruffo, principi della Scaletta, che furono gli ultimi proprietari.